paziente nel momento in cui ci si incontra, come modalità conoscitiva, cioè come una costruzione di profili, di reazioni emotive dello psichiatra, che sono specifici per i vari tipi di diagnosi che si possono incontrare in questo contesto. Questa cosa sta andando avanti attraverso l'elaborazione di strumenti psicometrici che però hanno la caratteristica di essere applicati al clinico e non al paziente. Anche in questo caso il mio stare qui è più che di musicoterapia, si tratterebbe di terapia musicale del clinico, in un certo senso. Che vuol dire? Vuol dire che ieri si parlava un po' del bisogno di tornare un po' alle origini o comunque a chi prima di noi ha studiato il campo della psichiatria e questo io lo sento molto come mandato tra virgolette culturale, perché ho a che fare con i giovani specializzanti che vengono a formarsi nella scuola di specializzazione nostra e che vedo in qualche modo imbevuti del paradigma che attualmente è il paradigma invece più diffuso a livello non solo italiano ma direi mondiale, e che è il paradigma in cui il tentativo di rendere la psichiatria una scienza, tra virgolette, alle volte, questo tentativo si è costruito utilizzando assumendo un punto di vista il più possibile oggettivante, cioè io faccio diagnosi di un paziente utilizzando una serie di categorie che sono criteri oggettivi che sono stati stabiliti in termini statistici, cioè in termini di occorrenza statistica di alcuni sintomi, e che vengono racchiusi in quello che attualmente è un po' considerata la Bibbia diagnostica utilizzata in tutto il mondo, che è appunto il famoso DSM. Il DSM parte dal presupposto che l'osservatore è un osservatore neutrale, osserva il comportamento, osserva delle cose in qualche modo verificabili, verifica la presenza di una serie di criteri. Questi criteri portano a una diagnosi e la diagnosi porta a un trattamento. L'idea che si sta diffondendo in alcune aree della psichiatria europea, in particolare quella tedesca e danese, e un grande contributo di quella italiana, devo dire, minoritario ma combattivo, è quello che si possa in qualche modo tentare non di sostituire questa modalità, che comunque è necessaria e utile, ha avuto tanti vantaggi nel corso del tempo, compreso quello di creare un linguaggio comune tra gli psichiatri, per cui più o meno si riesce a parlare, a capire che si sta parlando di un certo tipo di paziente utilizzando un certo tipo di linguaggio. Quindi non a sostituire questa modalità, ma a integrarla con altri punti di vista. Quindi se definiamo il DSM e il paradigma epistemologico, cioè il modo con cui si prende conto, si impara sulla realtà, si studia la realtà come una modalità, per così dire, in terza persona, cioè io sono una persona esterna che descrivo un oggetto. L'idea è quella che si possa integrare questo aspetto con un aspetto in prima persona, e cioè ascoltando quello che il paziente stesso ha da dire su di sé, e quindi recuperando una lezione che non viene da lontano, viene dalla fenomenologia di Jaspers, stiamo parlando di 100 anni fa, che individuava nella immedesimazione uno strumento conoscitivo, non un volemo bene, come si dice a Roma, ma proprio un modo fondamentale per capire qual è l'esperienza vissuta dell'altro, e questo lo possiamo definire in prima persona, e integrarlo con una modalità in cui invece l'aspetto fortemente informativo del mondo dell'altro avviene attraverso l'ascolto di quello che accade tra me e l'altro, quindi uno spazio intersoggettivo, quindi in seconda persona, qualcosa che si stabilisce attraverso un rapporto io-tu.
Questo spazio intersoggettivo sta a significare che l'osservatore non è un osservatore, ma è un partecipante attivo del campo che si crea all'interno della relazione con il paziente, e che questa assenza di neutralità, invece di essere considerata, come dire, un residuo antiscientifico, qualcosa che può essere, che deve essere addirittura neutralizzato, può invece al contrario essere utilizzato come la possibilità di comprendere una dimensione fondamentale dell'essere umano, che è quella della modalità, diciamo, di mettersi in relazione con l'altro, quindi l'intersoggettività dell'altro. Noi abbiamo avuto, io ho avuto l'onore di conoscerlo, un maestro della fenomenologia italiana che è Bruno Gallieri, che è scomparso qualche anno fa, e che nel suo, diciamo, estremismo intellettuale, come dire, definiva la patologia mentale fondamentalmente come una distorsione dell'intersoggettività, cioè una distorsione specifica dell'intersoggettività, arrivando a definire ogni quadro specifico che noi chiamiamo poi disturbo bipolare, disturbo schizofrenico, affettivo, eccetera, eccetera, come in realtà l'espressione, la conseguenza, il risultato di una modalità di blocco specifico del modo di essere con l'altro del paziente. L'idea è che questo blocco comunicativo, in qualche modo, questa chiusura, sia centrale rispetto a ogni tipo di patologia che noi andiamo a affrontare. Chiaramente io mi occupo di quelle situazioni gravi, dei più gravi, diciamo, nell'ambito psichiatrico, e non solo, ma anche nei momenti più gravi, quindi nei momenti più acuti, insomma, quindi dove questo è al massimo, come dire, è un elemento, diciamo, che si esprime al suo massimo grado, e questa modalità può essere, ripeto, compresa e colta soltanto se l'osservatore si mette in qualche modo in gioco. Questa è una ricca tradizione che parte appunto dalla fenomenologia di 100 anni fa, sostanzialmente, che per prima aveva individuato tra l'altro dei nomi per definire questo tipo di sensazioni, di sentimenti che poteva dare luogo all'incontro, poteva nascere, sorgere l'incontro con un altro paziente. Uno psichiatra olandese, Runke, nel 1943, insomma, dà nome a questa sensazione, diciamo, di patologia nell'incontro con l'altro, dando il nome appunto di precox feeling, sentimento di demenza precox, allora si chiama demenza precox la schizofrenia. Lui diceva il modo, diciamo, più importante per fare diagnosi è sentire questa, che lui chiamava questo sentimento, che ha a che fare con una difficoltà sostanziale che nasce dentro l'osservatore, cioè l'osservatore nasce dentro il clinico, ma che ha a che fare con questo senso di irraggiungibilità dell'altro. Questo concetto di precox feeling è stato addirittura antesignano, comunque insomma ha uno sviluppo storico interessante anche rispetto al parallelismo, diciamo, con altri concetti che poi sono diventati fondamentali per la psicanalisi, no? Pensiamo al controtransfert, che è diventato all'inizio, secondo Freud, qualcosa che doveva essere molto controllato, abbastanza pericoloso, cioè il sentimento che suscita nel terapeuta il paziente, e adesso, diciamo, con tutti gli sviluppi, insomma, della psicanalisi, è diventato uno strumento invece conoscitivo fondamentale rispetto alla relazione. La provocazione è quella che anche nel momento diagnostico si possa fare affidamento, o comunque si possa avere più dimestichezza e meno paura di quello che suscita un paziente, e che questa cosa è qualcosa che appunto i nostri specializzandi, ma non i nostri, in tutto il mondo in qualche modo stanno trascurando, stanno perdendo. Si è arrivati negli Stati Uniti a fare diagnosi attraverso delle applicazioni telefoniche, o c'è chi ipotizza che tramite le machine learning machine del web si possa arrivare a fare diagnosi. Diagnosi significa poi
terapia, significa poi decisioni cliniche, significa ricovero, significa può significare tante cose. Quindi è un elemento, diciamo, cruciale rispetto alla vita di una persona. Pensiamo per esempio a un primo ricovero, una prima crisi, no? Quindi dove si danno dei nomi, che alle volte sono delle etichette, che alle volte sono degli stigma, insomma, diciamo, è un momento cruciale della storia, dell'incontro tra una persona che sta male e una struttura, un sistema che dovrebbe essere deutato a curare. Quindi il percorso è stato doppio, quindi specializzanti, è stato quello, diciamo, di riportarli a questo bagaglio culturale che altrimenti rischia di essere un po' perso, no? Sanno tutto su recettori, disturbi neuropsicologici, problemi neurologici, ma magari comprendono poco l'essenza, diciamo, della sofferenza di un paziente. Dall'altro quello di tentare attraverso questa operazione, come dire, anche di segnalare il fatto che la diagnosi non necessariamente è disgiunta dalla terapia, anzi, come dire, se uno a me piace molto lavorare in SBC, per assurdo, non so se perché sono molto matto, ma anche perché in realtà mi permette, proprio perché è una situazione estrema, di una sorta di rianimazione psichica, alle volte di fare degli interventi che in un contesto invece psicoterapico richiederebbe molto più tempo e forse anche più prudenza, insomma. Quindi il momento terapeutico non necessariamente è disgiunto da quello diagnostico. Il problema è come insegnare queste cose, cioè come trasmettere queste cose, appunto, segnalando il fatto che c'è una ricca tradizione che forse è il caso che noi si possa riprendere e diffondere. E poi, scusate, e poi appunto è stata la prima occasione in cui ho messo insieme anche un'altra parte mia, cioè che è quella della musica, perché l'idea è quella che l'improvvisazione, su cui non mi dilungherò perché insomma, ne è stato detto molto, insomma, possa essere comunque un paradigma, diciamo, una modalità che attiva un assetto. Allora, i fenomenologi parlano di i fenomenologi nel nostro ambito psichiatrico, stiamo parlando di persone come Jaspers, Binswanger, Minkowski, prendono a prestito quello che i filosofi dicono e considerano una fondamentale premessa per un approccio, diciamo, al paziente o all'altro di tipo fenomenologico, un assetto che ha a che fare con l'epoché. L'epoché è una parola greca che significa sospensione. Nel caso dei filosofi, come dire, questa sospensione è il mettere tra parentesi, diciamo, quello che tutti noi diamo per scontato quotidianamente, e cioè l'implicito, cioè che il mondo naturale esiste in quanto reale. Questa operazione non significa dire che non esiste o che non è reale, ma è come dire sospendere per un attimo il giudizio per far emergere le categorie implicite che alle volte noi appunto nel nostro quotidiano rapportarsi col mondo diamo per scontato. Traslare questa dimensione, questa modalità nella psichiatria significa, secondo me, non solo secondo me, sospendere il giudizio, cioè fare un incontro con l'altro ad alzo zero. Che vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui uno psichiatra incontra un altro paziente, un'altra persona, deve fare una serie di operazioni molto complesse e non necessariamente articolate in un prima e un dopo, alle volte avvengono contemporaneamente, alle volte c'è un continuo oscillare tra un assetto e l'altro, ma sicuramente un elemento fondamentale è quello dello spogliarsi, diciamo, delle premesse scontate, delle proprie conoscenze tecniche, dello spogliarsi dell'assetto mentale che fa sì che uno ha di fronte un cervello che non funziona.
magari dico banalità, non lo so, però quello che sta succedendo è questo, cioè che gli specializzati in psichiatria vengono formati ad avere a che fare più che con persone, con organi che non funzionano. Allora, l'operazione di sospensione di questa modalità è la possibilità di recuperare un incontro intersoggettivo, una modalità di stare con l'altro là dove lui sta. L'improvvisazione, se ne sono state date tante definizioni, però secondo me, diciamo, ha a che fare con appunto tentare di essere autentici, onesti, spogliarsi, diciamo, da quello che uno ha studiato e deve aver studiato tanto per improvvisare. Io sono d'accordo che è vero che c'è una musicalità di base, però che di tutti noi, però bisogna anche essere rigorosi, cioè i grandi improvvisatori sono quelli che hanno studiato 12 ore al giorno per 20 anni, insomma. Solo che nel momento in cui improvvisano tutta questa roba qui se la dimenticano, cioè la mettono da parte, è stata qualche parte della mente e della coscienza, ma non è un'istruzione per l'uso, cioè si improvvisa nel senso che si lascia andare tutto quello che si è, e quello che si è anche il frutto del lavoro che si è fatto. Dicono si fa un epoché. Come? Dicono che si fa un epoché. Si fa un epoché nell'improvvisazione, sì, esatto, è proprio questo. Io però ho usato l'improvvisazione per dire alla psichiatria di fare l'epoché. Questo permette, diciamo, secondo me, un incontro con l'altro che può essere, appunto, ripeto, già in ambito diagnostico, già può essere quindi in un ambito molto dove si è pressati, dove si è costretti ad arrivare a una definizione, si può aprire degli spazi comunicativi. Questo credo che sia stato il motivo per cui io ho scritto questo articolo, questo è stato il motivo per cui sono stato invitato qua e questo è il motivo per cui vi ringrazio, perché mi avete costretto a mettere insieme queste cose. L'ultima cosa che volevo dire, diciamo, è ovvio che ci sono delle differenze pure, cioè, anzi è importante essere rigorosi nel definire i vari campi di applicazione, perché altrimenti si rischia una sorta di confusione anche concettuale. Insomma, la relazione con il paziente è una relazione asimmetrica, è una relazione dove comunque il clinico ha una responsabilità che durante un'improvvisazione è meno forte. Diciamo, l'improvvisazione è una modalità dove il potere è distribuito, no? E quindi questo non significa non sapere questa cosa, non esserne consapevoli, però certamente anche qui, se parliamo di potere, la possibilità di avere un assetto in cui questo potere viene in qualche modo messo da parte in certi momenti è sicuramente molto utile per fare quello che secondo me è fondamentale nel mio campo, e cioè quello di andare a recuperare il significato delle espressioni, dei modi di esprimere la propria sofferenza da parte di un paziente. Il presupposto di base è che tutto ciò che avviene in un rapporto umano ha un suo significato, e quindi dare la possibilità all'altro di esprimere i propri contenuti è l'operazione contraria a zittirlo mettendogli, diciamo, un'etichetta. Dopodiché questa etichetta è comunque utile, necessaria, in certi momenti può essere addirittura indispensabile. Vi saluterei, diciamo, invitandovi a leggere, se posso, insomma, un libro che per me è un classico, che sicuramente molti di voi già conoscono, è quello di Minkowski sulla schizofrenia, in cui questo, che è un capolavoro, insomma, la descrizione più bella sulla schizofrenia che abbia letto, viene utilizzata però proprio una metafora musicale, cioè lui parla che anche di fronte, lui dice, insomma, che anche rispetto al paziente più ritirato, più in qualche modo cronicizzato, tra virgolette, il clinico si deve mettere in una posizione come quella di un liutaio
no? Che ha di fronte un violino rotto, ma che insomma se con grande accortezza riesce a riprendere delle corde o a vedere quello che ancora è salvabile e farlo suonare, anche magari con una nota lunga, lenta, ripetitiva, insomma, però interagisce con quel paziente, si può creare una musica. E questo mi è sempre sembrata una cosa molto bella sia come immagine sia come invito. E quindi adesso mi fermerei qua e vi ringrazio.